Parliamo degli Stati Uniti. Ieri il presidente americano Biden ha parlato. Sentiamo cosa ha detto nel servizio di Alfredo Ranavolo. Le truppe russe controllano oramai il 90% di Mariupol, ma si continua a combattere. Le autorità ucraine riaffermano l'uso di armi chimiche da parte di Mosca, notizie credibili secondo gli Stati Uniti. La battaglia è ormai concentrata sui confini di sud-est e Putin ha chiarito che il suo obiettivo è il Donbass, affermando inoltre che le trattative sono in un vicolo cieco. Arrestato ieri il deputato filorusso Medvedchuk, il presidente ucraino Zelensky ha pubblicato sul suo canale Telegram la foto in manette, un'operazione speciale condotta dai servizi segreti, ha detto, e ora propone di scambiarlo con donne e uomini prigionieri dei russi. Negli Stati Uniti Biden ha evocato il termine genocidio per la guerra in Ucraina, lo ha fatto da un impianto di produzione di bioetanolo nello Iowa, affermando che la capacità di riempire il tuo serbatoio non dovrebbe dipendere dal fatto che un dittatore dichiari guerra e commetta un genocidio dall'altra parte del mondo. Poi, incalzato dai giornalisti, ha ribadito: lasceremo che siano gli avvocati a decidere a livello internazionale se quello che sta facendo Putin si qualifica o meno come genocidio, ma sicuramente a me sembra così. Parole vere da un vero leader, il commento di Zelensky. Rientriamo in studio con le novità che arrivano dal campo. Elena De Vincenzo. È così, nell'ultimo aggiornamento sulla guerra dello Stato Maggiore ucraino continuano i bombardamenti su Mariupol e appunto